Allora, come forse hai intuito dalle immagini fino adesso, era un po' difficile parlare se non al chiuso. Sono sul Mataiur, finalmente è arrivata la neve, ne è arrivata abbastanza, tutta in un colpo e si può salire con gli sci. Le condizioni non sono ottimali, però sono praticamente 2 anni che aspetto questo momento. Gli sci erano l'unico mezzo che mi mancava per salire sul Mataiur, dopo essere salito a piedi, in bici, in tutte le stagioni, con le ciaspole, mi mancava solo con gli sci. Sono riuscito a salire, adesso a scendere saranno cazzi, perché è tutto un crostone, tira un vento pazzesco, fa un freddo incredibile, però ne vale sempre la pena. Siamo quasi al tramonto, panorama spaziale, si vede benissimo il mare, oggi gran giornata, peccato sì, queste condizioni leggermente ventose che un po' rovineranno la discesa. Però adesso ci godiamo un po' il tramonto, qui dentro la chiesetta non si sta poi così male e dopo praticamente torneremo giù verso il rifugio sloveno, taglieremo sul sentiero estivo dove la neve era abbastanza buona e dopo arriveremo al Pelizio in qualche modo e birretta o tè caldo, vediamo, perché il Pelizio è aperto. Da quando il Pelizzo è aperto c'è una novità, puliscono la strada, quindi siamo riusciti a salire in macchina fino proprio al parcheggio del rifugio, si perdono circa 200 metri di sciata, però per le condizioni della neve di oggi va bene così. È un peccato però perché quando c'è bella neve se non si scende per la strada è un po' difficile, bisogna trovare i giusti canali per andare fino giù. Quindi sì, un po' un peccato questa scelta, preferivo quando la strada non veniva pulita e si poteva partire da Mataiur, da Montemaggiore. Adesso torno fuori a sfidare la bufera e questo è il panorama, che figata. Condizioni artiche oggi sul Mataiur. Poi è uno spettacolo qua nelle tutte le Alpi slovene, le Alpi orientali della Slovenia, verso la Valle dell'Isonzo, c'è il Kolovrat e dopo si passa ai monti di Caporetto, Montenero, Monterosso e poi per andare verso nord, dove però probabilmente sta nevicando, verso il Canino.
Allora siamo scesi, ci siamo fermati a bere una birretta, una cioccolata calda in rifugio, il vento è aumentato ancora di più, c'è una bufera di neve, cioè no bufera di neve, il vento che, la neve alzata dal vento che sta, adesso la strada è di nuovo sporca, per mettere via la roba è entrato penso mezzo metro di neve in macchina, veramente un disastro, una roba assurda. E vabbè, poi come dicevo la sciata vabbè è andata così, oggi non era per lo sci ma era per il panorama e per essere saliti sul Mataiur con la neve. Speriamo la prossima che vada meglio. Il giro è molto semplice, dall'anno scorso che ha aperto il Pelizzo anche d'inverno la strada evidentemente viene pulita, quindi si può salire fino... Ah, sai cosa sta aspettando? Che io mi sposti, cazzo! Noi ci chiedevamo perché tu stessi fuori e non capivamo. Ecco, avevamo abbandonato Davide fuori. Vabbè, come dicevo, il giro è molto semplice, la strada è pulita, si sale al Pelizzo, poi dal Pelizzo si punta alla chiesetta e poi magari si ripella se la neve è decente. E quindi non ci sono grosse difficoltà. La questione è beccare le condizioni buone, quindi deve aver nevicato un po' e non deve aver tirato vento perché sennò è un disastro. E vabbè, oggi è andata così, però compagnia bella, gran panorama, ci siamo divertiti lo stesso. Quindi io ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!